Ciao amici e bentornati sul canale. Domenica 26 maggio abbiamo partecipato alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, un'occasione in cui oltre 400 dimore storiche in tutta Italia hanno aperto gratuitamente le loro porte al pubblico, offrendo un'opportunità unica per scoprire i tesori artistici e architettonici del nostro paese. Possiamo dire che l'edizione 2024 è stata un grande successo, con migliaia di visitatori che hanno partecipato alle aperture straordinarie. Ma se ancora non l'hai fatto, ricorda di iscriverti al canale, un gesto gratuito per te ma molto importante per noi, e seguici anche su Instagram per avere le nostre scoperte in anteprima. Noi abbiamo avuto la fortuna di trasformare una giornata in un'esperienza indimenticabile, visitando due gioielli dei Colli Ugani, Villa Rosa a Tramonte nel comune di Teolo e il castello di San Pelagio a Due Carrara. Abbiamo iniziato la nostra esplorazione con Villa Rosa, una splendida residenza signorile situata a Tramonte di Teolo. Questo magnifico edificio, originariamente di proprietà della famiglia Campo San Piero, passò alla famiglia Rosa nel XVII secolo e fu ricostruito all'inizio del Settecento su una precedente costruzione cinquecentesca. Abbiamo visitato anche l'interno della villa, dove purtroppo non era permesso scattare fotografie. Non siamo potuti salire al piano superiore, dove si trovano affreschi risalenti all'inizio del Settecento, poiché le stanze sono chiuse per preservare questo tesoro artistico. Nel retro della villa abbiamo trovato la parte più scenografica del giardino, solitamente utilizzata per matrimoni. Questo spazio ci ha veramente impressionato per la sua bellezza. Quello che sicuramente ci ha colpito di più è stato il parco, curatissimo, ornato di statue di pregio e cancelli in ferro battuto che recintano la proprietà, rendendola una delle più belle fra tutte le ville venete. Successivamente abbiamo visitato l'oratorio della villa, situato all'interno del complesso e utilizzato dalla famiglia Rosa per preghiere e celebrazioni religiose. L'oratorio, con la sua struttura semplice ma elegante, presenta pareti decorate con affreschi raffiguranti scene bibliche e santi. In conclusione, Villa Rosa è stata una piacevole scoperta, una location da favola per i vostri matrimoni e un posto davvero interessante per una visita guidata. Questa giornata delle dimore storiche ci ha fatto capire quanto sia difficile preservare questi luoghi, anche dal punto di vista economico. Infatti la facciata posteriore della villa era abbastanza rovinante e alcuni dei dipinti conservati all'interno erano anneriti dal tempo. La facciata della villa, caratterizzata da triplici aperture nella parte centrale, varia per forme e dimensioni sui tre piani, creando un ritmo architettonico armonioso ed elegante. Abbiamo proseguito la nostra giornata di visite spostandoci al castello di San Pelagio. Possiamo dire che questa è stata la parte più deludente della giornata. Avevamo grandi aspettative su questo posto, diventato molto popolare e famoso negli ultimi anni, non solo per il famoso volo su Vienna di Gabriele D'Annunzio, ma anche per il Museo del Volo, che ripercorre le principali tappe dell'evoluzione dei mezzi che hanno portato l'uomo alla scoperta del cielo e dello spazio. Erano previste 2 visite guidate per la giornata delle dimore storiche e devo dire che queste visite sono state interessanti dal punto di vista del lavoro e dello sforzo che ogni giorno viene fatto per preservare e per far crescere questo luogo. La guida ci ha ricordato che lavorano stabilmente 10 persone in questa struttura e questo è sicuramente positivo. Purtroppo abbiamo visto solo una piccola parte di tutto ciò, ammirando solo la torre merlata trecentesca che ci ricorda come in questo luogo ci fosse un castello di signori di Padova,
trasformato nel corso degli anni nella Villa Zaborra e adattato a residenza signorile dai conti Zaborra, diventate proprietarie nel 1752. Abbiamo anche visto altre parti storiche della villa, ma non abbiamo potuto visitare né il parco né il Museo del Volo. Il Museo del Volo comprende una sezione dedicata a Gabriele D'Annunzio, poiché nell'estate del 1917 Castel San Pelagio divenne un punto strategico nel contesto della Grande Guerra. L'esercito italiano affittò una parte di questa dimora e realizzò un campo di volo. Gli appartamenti al primo piano divennero la dimora del maggiore Gabriele D'Annunzio, dove pianificò il volo su Vienna nel 1918. In conclusione, questo posto merita sicuramente una visita più approfondita. Non è la nostra pretesa avere una visita guidata completa, ma ci saremmo aspettati una maggiore facilità nel visitare l'intera struttura, dato che i partecipanti alle visite guidate erano effettivamente interessati alla storia e alle problematiche di questo luogo. Spero che il video sia stato utile e vi abbia fatto capire quanto sia importante tutelare questi beni architettonici che in molti casi possono creare lavoro, come nell'esempio del Castello di San Pelagio. Ricordate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima. Ciao!